Next stop, un viaggio consapevole a bordo della linea 1. Da San Marcuola a San Stae. Il grandioso palazzo che si trova attiguo alla fermata di San Marcuola è Ca Vendramin Calergi e dagli anni 50 è la sede del Casino di Venezia, il più antico al mondo. Il gioco d'azzardo era per i veneziani un vero e proprio stile di vita, tanto che nel 1390 fu necessario porvi un freno tramite pene che si dimostrarono tanto severe quanto inefficaci e nel 1638 si decise di regolarlo, aprendo un ridotto, ossia il primo casino pubblico al mondo. Queste stanze ospitarono il famoso musicista Richard Wagner, che qui morì nel 1883. L'iscrizione sulla facciata "Non nobis domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam" è il motto dei Cavalieri Templari e significa "Non a noi, o Signore, non a noi, ma al tuo nome dai gloria". Da dove deriva il nome San Stae? Dall'abbreviazione del nome della chiesa dedicata a Sant'Eustachio e i compagni martiri, così come San Marcuola lo è di Ermagora e Fortunato. Il piccolo edificio che si trova adiacente era la scuoletta di Battiloro, ossia la sede della corporazione degli orefici. I veneziani avevano una lunga tradizione della trasformazione di questo metallo, tant'è che mentre nel resto dell'Europa lo si lavorava a 18 carati, usando una maggiore quantità di metalli più malleabili, qui si aveva la capacità di produrne di qualità maggiore. Cosa vedere nelle vicinanze? Il bellissimo Palazzo Mocenigo ospita il museo e centro studi di storia del tessuto, del costume e del profumo ed offre anche esperienze sensoriali. Next stop, San Stae.